Andrea Tomello, vice sindaco nonché assessore allo sport del Comune di Venezia. Che cosa significa per la città di Venezia ospitare una mostra come Sfumature di Azzurro? È una bella occasione soprattutto per i più giovani che frequentano questo luogo di vedere la storia del calcio italiano, la storia delle nazionali del calcio italiano, vedere le Coppe del Mondo, vedere le magliette che hanno fatto la storia, che hanno fatto gioire tante persone. Un connubio diciamo tra cultura, sport e giovani che è sicuramente positivo per tanti ragazzi. E per Venezia invece non è la prima volta che ospita la nazionale Under 21, un appuntamento che si rinnova anche se con un amichevole. Che cosa significa per il Penzo, per la città, ospitare appunto gli azzurri? Ha sicuramente una vetrina e una possibilità anche per tanti ragazzi di avvicinarsi allo sport. Ci sono biglietti che costano anche €1 per esempio per gli under 18, quindi speriamo che lo stadio sia pieno di bambini che possano appassionarsi, avvicinarsi e vedere questi giovani campioni che magari un domani tiferanno allo stadio con qualche propria società. È appena terminato un talk con alcuni dei protagonisti della nazionale Under 21, ecco. Che cosa ti è rimasto impresso particolarmente, ecco, delle parole per esempio di Antonioni, del CT della nazionale degli azzurrini, insomma? Ma sicuramente sono persone concrete che sanno quello che fanno, hanno una storia alle spalle molto importante e lo stanno cercando di trasmettere ai più giovani, quei valori che una volta loro avevano, che li ha portati a giocare e a fare anche, come nel caso di Antonioni, grandi vittorie, sta cercando di trasmetterli ai più giovani, cosa non indifferente perché hanno tanti ragazzi soprattutto che devono ancora nascere nell'82 e quindi insomma trasmettere le vittorie così importanti come una Coppa del Mondo o tante altre partite, tante altre gioie che hanno vissuto ai più giovani con valori sani, valori positivi, nella speranza che un domani anche i ragazzi dell'Under 21 possano ottenere questi risultati. Qual è secondo te l'appeal che riveste tuttora l'azzurro, soprattutto nei più giovani, ecco? Beh, è l'apice del calcio italiano, un sogno per tanti ragazzi che ambiscono e che giocano a calcio. Oggi c'erano anche tanti ragazzini delle scuole calcio locali e quindi insomma un bambino che gioca a calcio aspira sempre alla maglia azzurra.